Nuovo appuntamento sabato con il cartellone del Teatro Pirandello, dove si è esibito Enrico Guarneri, La governante di Vitaliano Brancati, una produzione di Francesco Bellomo in collaborazione con il Teatro ABC di Catania. La storia parla della governante assunta in casa Platania in una famiglia siciliana trapiantata a Roma, il cui padre Leopoldo ha sacrificato la vita di una figlia morta suicida ai pregiudizi della sua morale. La governante andò in scena per la prima volta a Parigi e presentata in Italia solo dopo l'abolizione della censura nel 65. Lo spettacolo è stato ben accolto dal pubblico agrigentino, che alla fine ha lungamente applaudito Enrico Guarneri e i componenti della compagnia. Una veste insolita quella di Litterio Guarneri, che solitamente siamo abituati a vedere un po' più, diciamo, allegra, comica. Oggi è stata una bella esibizione, molto seria. La governante sicuramente un'opera di abbastanza di alto livello. D'altronde l'applauso del pubblico credo che vi abbia ampiamente ricompensato della vostra bravura. Sicuramente il pubblico del resto ci conosce già molto bene. Qui abbiamo nel corso di questi ultimi 4-5 anni, adesso non certo nell'ordine, però abbiamo portato i Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, il Consiglio d'Egitto, adesso la governante, quindi ci conosce un po' sotto tutte le vesti, ecco, in tutte le salse. Quello a cui si riferiva lei era il personaggio di Litterio, il personaggio televisivo, sì, è entrato nelle case di tutti i siciliani. Ma è una cosa che ormai appartiene al passato, del resto è stata una meravigliosa, splendida parentesi che ormai sembra essere quasi chiusa, insomma, forse non del tutto, nel senso che sì, qui abbiamo fatto il teatro, abbiamo fatto La governante di Vitaliano Brancati, grande opera, con grossi problemi che ci hanno portato a sostituire la protagonista con una straordinaria Francesca Ferro, che è riuscita in maniera miracolosa in soli 5 giorni di prove a fare quello che solitamente si fa in 25 e anche più giorni. Sì, ha detto benissimo lei, il plauso e l'applauso finale del pubblico ha sottolineato il gradimento di quest'opera, che ha una storia un po' travagliata, sequestrata e bloccata dalla censura per circa 20 anni, poi finalmente libera e quindi portata in scena. Sì, sì, siamo contenti, soprattutto perché il pubblico ha sottolineato, ma la cornice è straordinaria, perché qui ad Agrigento avete un teatro che è una cosa, una bomboniera, una cosa fantastica, e quindi forse anche la struttura che stimola, che rende forse ancora più bello le cose che già belle sono di per sé.